Buongiorno a tutti, un particolare ringraziamento a tutti i presenti e alla Presidente Francesca Scatto e alla Commissione Cultura. Un ringraziamento va agli istituti del Volterra, dell'Alberti e del Liceo Classico Montale che sono qui ben rappresentati con alcune classi e li ringrazio gli studenti sia per essere qui, e spero che gli sia piaciuto anche il momento di condivisione della visita fatta all'interno del Palazzo Ferrofini, ma anche per il lavoro che poi ci verrà illustrato. Saluto i rappresentanti di Sandona Opportunity, con noi qui c'è Angelica a cui poi lascerò la parola e mi permetto solo di dire alcune cose, oltre a ringraziare, che mi stavo dimenticando, i rappresentanti della VCC che contribuiscono anche al progetto. Mi permetto di essere particolarmente soddisfatta. Per me questo è uno dei momenti più belli dei miei ormai 9 anni, quasi e mezzo, di legislatura all'interno del Consiglio regionale, perché tante volte parliamo, ce lo dicevamo prima anche con la Presidente e con i rappresentanti della BCC, di giovani, e non gli diamo il giusto connotato, il giusto valore, e non facciamo vedere quante buone prassi e quante belle cose i nostri giovani sanno fare. Soprattutto parliamo di giovani noi che non siamo più giovani e che usiamo probabilmente anche linguaggi diversi, come quelli che magari si possono usare anche nel settore della cinematografia, e non lasciamo invece che siano loro a fare. E quindi per me oggi è molto bello, perché andremo a vedere quello che è un festival, quelle che sono delle riproduzioni che in qualche modo sono fatte da giovani, di giovani che hanno anche frequentato magari gli istituti che sono anche qua presenti e che poi si sono messi a servizio dei più giovani per riuscire a creare qualcosa insieme e riuscire in qualche modo anche a dare delle prospettive di natura sociale, di natura culturale e speriamo di natura economica all'interno del territorio veneto. E credo che con particolare soddisfazione, poi ci sarà anche la Presidente della Commissione competente, sia stato un lavoro di squadra che ha portato la Regione Veneto a contribuire alla realizzazione di questo festival, e ci tengo a sottolinearlo, perché quando un'istituzione vuole credere nel futuro anche del proprio territorio, allora l'investimento migliore è capire quali sono le buone prassi che possono radicarsi bene e su cui far fiorire anche nuove opportunità. E con queste parole chiudo, perché voglio che ci si concentri sul valore proprio aggiunto di questo festival e di cosa significa questo festival, per riuscire anche a promuoverlo in modo anche ancora più esteso, e perché penso che, siccome abbiamo detto di far parlare i giovani e non le persone diversamente giovani, non dico vecchie perché non mi sento ancora vecchia, ma diversamente giovani, lascio intanto la parola alla rappresentante di SDOP, ad Angelica, che andrà a illustrarci quello che è il festival, che comincerà il 17 di febbraio, anche se alcune cose sono già iniziate in termini di disseminazione, e il valore proprio di coinvolgimento delle scuole, a partire dalle scuole comunque primarie, anzi dalle scuole anche dell'infanzia. Anni fa le avete cominciato a coinvolgerle, poi interverrà la Presidente Scatto. Angelica, grazie. Allora, innanzitutto grazie mille e grazie per l'accoglienza e grazie per aver appunto accolto anche i nostri ragazzi qui per una visita in questo incredibile palazzo, e grazie per il sostegno e il supporto che avete dato e state dando alla nostra iniziativa, alla nostra associazione. La mia idea inizialmente però era far passare subito la parola alla Presidente, in modo tale da poi snocciolare io tutte le cose che ho da dire e poi appunto darvi appunto gli onori di casa. Io sono ospite in questo senso. Grazie, benvenuti a tutti. Allora, dicevo prima, è una settimana particolarmente bella che sto vivendo come Presidente della Commissione Cultura, Formazione, Lavoro, Sport, Turismo, mi pare di aver detto tutto, perché ho iniziato lunedì in un liceo di Monselice con la giornata regionale senza social. Poi questa mattina abbiamo avuto con la vicepresidente Zottis la giornata, abbiamo celebrato in commissione la giornata della memoria, e quindi nuovamente ho avuto una classe di una terza media, e oggi ancora qui con voi. Allora, devo dire, e Francesca me ne darà atto, che non è facile, che spesso siamo presi un po' dallo sconforto, dalle cattive notizie, da questi giovani che chissà cosa faranno, cosa non faranno, che non hanno voglia di lavorare, che non hanno voglia, insomma un disastro, non è possibile.
Non è possibile, anche perché se così fosse veramente, io credo che noi, non più giovani, dovremmo farci delle domande. E la domanda è una: dove abbiamo sbagliato noi, no voi. Infatti, quando Francesca mi ha portato questa realtà, ormai sono passati 2 o 3 mesi, c'è una frase che mi è stata detta e che mi ha colpito, e cioè: qui ci troviamo di fronte a un caso in cui non ci poniamo la domanda tipica "i giovani cosa fanno", ma cosa il fare per i giovani. Cioè, il concetto è: i giovani stanno facendo, non ci stanno aspettando, le idee le hanno, e quando sono guidati da docenti che ci credono, i risultati sono questi e li abbiamo sotto gli occhi. Quindi dico, è veramente per me un grande motivo di felicità e anche un motivo di continuare, perché molte volte ti viene proprio voglia di buttare via tutto. Invece no, perché io credo fermamente che quando si semina si raccoglie. Però noi come istituzioni dobbiamo essere a servizio, dobbiamo essere a supporto di questa realtà, e quella che voi avete creato è una realtà che rappresenta un fiore all'occhiello, perché siete riusciti a parlare di rigenerazione educativa all'ambiente, di patrimonio culturale, di responsabilità sociale e di impresa, che sono tutti concetti collegati. I risultati li stiamo vedendo. Cioè la comunità educante, che è praticamente come dire, l'intera collettività che ruota intorno ai più giovani, una comunità che cresce con loro e non solo per loro, che educa gli adulti del domani, ma che si fa anche educare e cambiare da loro, senza quell'antagonismo vecchio-giovane. Ed ecco che qui noi dobbiamo essere veramente di esempio, e voi siete un esempio per noi. Un esempio che io non so, siamo a fine legislatura, chi ci sarà dopo di noi deve tenere conto di questa realtà. Ne deve tenere conto, perché non stiamo parlando, qui stiamo facendo. E quindi, e chiudo per non rubare del tempo prezioso, e sono soddisfatta che anche la Regione Veneto, grazie alla vicepresidente Zottis, abbiamo fatto un lavoro di squadra e siamo riusciti a dire: un pezzettino ci siamo anche noi. Però non dobbiamo mollare, e credo che l'importante sia veramente fare squadra. Io penso che questo progetto, che è un progetto veramente a 360 gradi, deve avere tutto lo spazio che merita, e io veramente vi dico con tutto il cuore grazie. No, io mi scuso, volevo soltanto estendere i ringraziamenti, perché poi c'è sempre la parte politica, ma dietro di noi c'è la parte tecnica, e quindi un particolare ringraziamento, anche se non è qui oggi, diciamo chiaramente l'assessorato cultura, ma chi c'è dietro l'assessorato cultura, quindi a tutta la squadra della dottoressa Bressani. Ci tenevo in modo, diciamo, forte, perché credo che vadano valorizzate tutte le risorse che comunque credono in questo tipo di prospettiva anche sociale. Grazie. Io ringrazio entrambe per tutto, e colgo l'occasione di prendere una frase che ha detto, nel senso che a volte le generazioni prima della nostra dovrebbero come dire, non schierarsi contro di noi e dire i giovani dove finiranno, i giovani dove andranno, qual è il futuro dei giovani, ma dovrebbero iniziare a dire costruiamoli insieme. Cioè, noi abbiamo tantissime idee, io penso che tutti i ragazzi qui presenti in sala siano dei vulcani. Io l'ho sempre ripetuto, l'ho sempre ridetto e sarò logorroica rispetto a questo, dico sempre che sono delle piccole rivoluzioni, ognuno di loro ha una scintilla, e il supporto ovviamente però delle generazioni prima delle nostre, che sono le generazioni da cui noi vogliamo comunque
apprendere e che vogliamo che ci supportino, per noi è fondamentale appunto averli a bordo delle nostre avventure. Quindi è anche un appello, insomma, per le generazioni prima di noi giovani ribelli, per appunto aiutarci e supportarci in queste iniziative che veramente nascono da delle menti giovani, dalla volontà di esprimere le proprie idee, dalla volontà di espressione che noi abbiamo, dalla volontà di dare voce a quali sono i nostri sogni, i nostri desideri, e soprattutto dalla volontà di unirci, perché soprattutto in un periodo post-Covid, per quanto siamo ormai nel 2025, le nostre generazioni e quelle dopo la mia hanno sicuramente vissuto un periodo di isolazione, e quindi è fondamentale per noi rifare quella sorta di comunità, di gruppo, di condivisione, ed è attraverso la condivisione stessa che noi instauriamo questi legami che portano anche a una ricerca dell'inclusività, del supporto alla diversità, sempre nell'ottica di un futuro ovviamente migliorativo, di un futuro più inclusivo, sostenibile e socialmente aperto in tutti i sensi, a partire da quella che è proprio la cultura. La cultura, e non solo da quello che si insegna nelle scuole, ma da quello che va oltre appunto il mondo scolastico, perché in Italia abbiamo un sistema scolastico che affronta diverse tematiche importantissime, però è fondamentale dare spazio anche a quello che i giovani vogliono imparare oltre alle materie classiche scolastiche. Quindi per noi è fondamentale fornirgli anche tutta la base culturale, a partire dall'arte, dalla musica, dal cinema soprattutto, da questi nuovi linguaggi che possono dare loro l'opportunità di esprimersi e di imparare cose nuove. Perché la scuola forma, però a volte la scuola non dà l'opportunità di scoprire altri percorsi, anche a livello di impresa, di lavoro, che ovviamente si scoprono solo aprendosi verso il mondo e verso quello che c'è fuori, perché quando si esce nella scuola si è sempre intorno a una bolla, e quindi si vive costantemente intorno a questa bolla. Poi quando questa bolla esplode, che è un po' anche la bolla che si continua poi magari all'università, ci si ritrova un attimo spiazzati a dire ok, ora che cosa faccio? Quindi una realtà come la nostra vuole aiutare i giovani in questo, a costruire un loro futuro, soprattutto con il supporto di chi c'è stato prima, di chi l'ha già vissuto e che quindi può solo insegnarci e supportarci in questo senso. Quindi innanzitutto vi ringrazio per questo, e penso in questo modo di aver anche riassunto un po' quella che è la nostra realtà di Sandona Opportunity. Vorrei dire piccola, ma penso che ormai neanche tanto, infatti, però pensando a come penso 3 anni fa, direi neanche tanto. E appunto io sono qui oggi in veste di presidente proprio per parlarvi del grande progetto che abbiamo dell'anno zero del Sandona, dello SDOP Fest, del primo festival di Sandona Opportunity, appunto, su territorio appunto regionale del Veneto. Però prima appunto di parlarvi di questo io farei venire una ragazza che vorrebbe un attimo parlare di com'è un attimo la strutturazione della nostra associazione in maniera molto rapida, anche perché è fondamentale ricordare che noi siamo un'associazione per i giovani, fatta da giovani, e che quindi tutto il nostro comitato organizzativo, i membri del nostro direttivo, a parte alcuni, sono principalmente under 25 o al massimo comunque under 30, quindi giovani, giovanissimi. Quindi io chiamerei un attimo qui accanto a me appunto Mayra Rui, che è la capogruppo di Sandona Opportunity School. Grazie mille Angelica e buongiorno a tutti, io sono Mayra, sono una dei capigruppo del Sandona Opportunity, appunto principalmente del gruppo segreteria, e innanzitutto volevo ringraziare a nome di tutti i ragazzi dell'associazione, le istituzioni e l'intera Regione Veneto, ma soprattutto il Consiglio regionale, per averci sempre supportato e anche averci dato l'occasione di esprimere il nostro festival qui in questa bellissima sede, quale il Palazzo Ferrofini. E appunto, cos'è il COG? Partirei col dire. Il COG è il Comitato Organizzativo Giovani, è composto da dei gruppi di lavoro, come appunto la segreteria, la grafica, la produzione, il gruppo comunicazione, il gruppo eventi, e questi gruppi tra di loro diciamo ad esempio il gruppo eventi organizza tutta la struttura, quindi cosa fare in una mattinata di cinema con i bambini, con quelli delle superiori, con quelli delle medie,
E scusate un po' l'agitazione. Ad esempio poi il gruppo grafica che si occupa principalmente di, ad esempio come vediamo qua, tutta la parte visiva di quello che è Sandona Opportunity, i nostri volantini creati dal gruppo produzione del gruppo grafica e appunto il gruppo comunicazione che sorregge, diciamo, tutti i nostri social, da YouTube a Facebook a Instagram. E niente, io direi che questo è un po'... Era per spiegare un attimo che siamo letteralmente tutti giovani, cioè nel senso Sì. i ragazzi hanno le mani in pasta in quello che facciamo, cioè non è solo un'associazione per dire ok facciamo questo evento ma lo facciamo noi adulti, anche se mi hanno detto che devo ricordarmi che io non sono così tanto adulta, quindi noi giovani, noi adulti più grandi, ma sono proprio i ragazzi che si mettono in primis al lavoro, cioè gli diamo la possibilità di sperimentare appunto come ha fatto Mayra nel suo, ora adesso appunto è il capogruppo di tutto, però di sperimentare diversi settori che sono quelli della comunicazione, della produzione audio-video, della grafica, dell'eventistica, in modo tale anche da scoprire anche un possibile nuovo indirizzo lavorativo o sbocco lavorativo, utile anche per quella che è la visione poi universitaria oppure della formazione professionale. Assolutamente sì. Grazie Mayra. Grazie mille. Allora, ora che sono sola e che quindi mi sento un po' meno istituzionale, diciamo, però c'è una cosa che volevo dire rapidissima prima di dire appunto del festival, e questo lo dico non solo da giovane, ma lo dico anche da donna, che mi ha fatto molto piacere condividere per ora il palco con solo donne, quindi sono molto contenta di questa cosa e di essere presidente donna di un'associazione, anche questo, però non è scontato. Quindi soprattutto in questo periodo ci tengo a ricordare anche a questa cosa che è fondamentale per noi, come dicevo, anche l'inclusività e la diversità rispetto a tutti. Rispetto a questo, allora parliamo di quello per cui siamo qui, cioè di che cos'è SDOP Fest. Allora, io vi anticipo solo, dal 17 al 22 febbraio 2025, Sandona di Piave, SDOP Fest, un festival all'insegna della cultura e delle generazioni, perché coinvolgerà più generazioni. Ma prima di spiegarvelo rapidamente in quella che è tutta la sua programmazione, appunto dandovi finalmente i nomi di chi saranno gli ospiti di questo incredibile evento, vorrei mandare il video di Maglio Castagna, che è stato il nostro direttore artistico e che ha curato principalmente la parte di rassegna cinematografica e che appunto ha gestito tutti quanti i rapporti con quelli che vedrete saranno i protagonisti di questo festival. Quindi mi sposto un secondo e lascio la parola a lui. Ciao a tutti, sono Maglio Castagna e ho l'onore di essere il direttore artistico di SDOP Fest. È un festival come non ce ne sono tanti in Italia, ad essere sincero, un festival di cinema organizzato da giovani per i giovani. Un festival che quest'anno, una rassegna, un contenitore culturale che quest'anno davvero credo che abbia fatto miracoli nel portare dei grandi film con grandi ospiti a poterne poi discutere con i ragazzi. L'idea è quindi di mettere in cortocircuito uno dei migliori attori giovani che abbiamo in Italia, come Francesco Gheghi con i ragazzi per parlare di famiglia, o come Marco Leonardi che ha fatto la storia del cinema italiano con la sua interpretazione in Nuovo Cinema Paradiso per parlare del mio posto è qui, sempre con i tanti giovani dei licei, degli istituti tecnici industriali, comunque ragazzi delle superiori, con cui fare questa discussione, questo dialogo sulla bellezza del cinema, ma sulla potenza anche che hanno le immagini di raccontare una storia. E poi workshop, masterclass, laboratori, incontri con varie personalità del mondo del cinema e della cultura, dalla Francesca Fabri Fellini a Cordova, che è uno dei grandi nomi del doppiaggio italiano, e così via. Quindi sarà un'occasione in questi giorni a San Donà per portare davvero una ventata di creatività, di arte, di bellezza, e di questo sono grato ai ragazzi del collettivo di San Donà Opportunity che hanno realizzato questa straordinaria rassegna. Grazie. Allora,
Stiamo parlando di un festival in questo momento veramente grande, nel senso che coinvolgeremo all'incirca 3.000 studenti di diversi istituti, non solo superiori, ma anche scuole medie e elementari. Perché? Perché la strutturazione del festival, che appunto parte il 17 febbraio, per quanto l'inaugurazione ufficiale, segnatevela, è il 18 febbraio alle 8:30 in piazza a San Donà di Piave, sperando in un bel tempo, così almeno lo possiamo fare tutti quanti assieme, come appunto l'inizio di una festa. Il programma prevede principalmente 3 sezioni. La prima sezione è legata a quella della rassegna cinematografica, che appunto coinvolgerà questi 3.000 studenti, che sarà separata in diverse location di San Donà di Piave, in modo tale da dare anche animare diversi punti della città stessa. E appunto, come diceva Maglio, che è stato il nostro direttore artistico e quindi ha selezionato questi film, ci troveremo di fronte a, per esempio, me lo sono segnata perché sono abbastanza una di memoria, però non così tanto. Gli studenti delle scuole primarie avranno un film come Snot e Splash, mentre ci sarà la presenza di un film importantissimo come quello di Vermiglio, che vedrà la presenza dei protagonisti, che sono Martina Scrinzi e Giuseppe De Domenico, oppure Il mio posto è qui, dove avremo anche Daniela Porto, che appunto è la regista del film, insieme anche al protagonista che è Marco Leonardi. Nuovamente Rosso come il cielo, che vedrà, purtroppo non abbiamo avuto la presenza di Bertone, ma avremo di nuovo Daniela Porto, che appunto modererà il momento post proiezione, che diciamo interagirà insieme a Maglio Castagna al momento post proiezione, in una sorta di dibattito con i giovani rispetto al film appena visto. E poi appunto Gloria e Famiglia, che sono altri 2 film che hanno dominato il panorama nazionale nella scorsa stagione cinematografica, con la presenza del protagonista e attore appunto Francesco Gheghi, che settimana scorsa era anche su Vanity Fair, quindi diciamo che è una delle nuove leve del cinema italiano, giovanissimo e particolarmente bravo appunto nella recitazione. Ci sarà poi dal 18, 21 febbraio una sezione dedicata invece a dei talk, grazie al supporto del consorzio di bonifica, appunto, dove all'interno della sala Ronchi si terranno degli incontri con degli esperti del settore giornalistico e scrittori di livello nazionale, che affronteranno in 3 pomeriggi 3 tematiche differenti, sempre legati a quello che è attualmente il nostro sistema informativo e giornalistico, legato soprattutto a quello che è l'infotainment, con la presenza anche di Francesca Fabi Fellini, che sarà nostra ospite anche in altri eventi, in una sorta di madrina di quello che potremmo definire, sì, una sorta di madrina del festival stesso. Abbiamo poi il discorso della discriminazione di genere, quindi un argomento molto attuale, ovvero come nel contesto mediatico si parla di donne, con appunto la scrittrice e public speaker Giulia Blasi, oppure anche racconti di femminicidio e violenza domestica, sempre legata alla giornalista scrittrice Stefania Prandi, guidati da una nostra docente, che appunto è Valentina Calderan, che modererà tutti quanti gli eventi e i talk appunto aperti ai giovani. E poi abbiamo la sezione invece di masterclass, nel senso che ci saranno degli eventi in cui alcuni ospiti si metteranno a disposizione per insegnare qualcosa ai nostri giovani, ma anche, a parte il primo incontro, che è appunto quello con Mario Cordova e Graziano Villa, che parleranno appunto, Mario Cordova del doppiaggio e Graziano Villa della fotografia. Gli altri eventi sono aperti, quindi non c'è la possibilità, se si va appunto sul nostro sito e sui nostri social, di vedere le diverse tipologie, cioè i diversi incontri che faremo. Mario Cordova appunto terrà una masterclass per me importante, nel senso che è un settore poco conosciuto nel cinema, che è quello del doppiaggio, soprattutto in questo periodo in cui in Italia il doppiaggio è particolarmente affossato e in un certo modo anche
discriminato il doppiaggio italiano, che però è un'arte, perché è da anni che abbiamo grandissimi doppiatori che purtroppo non usiamo più, quindi lui terrà una masterclass appunto sul doppiaggio. Graziano Villa, che è il compagno di Francesca Fabri Fellini, nonché un grande fotografo, terrà appunto una masterclass sull'importanza comunicativa della fotografia e su come la fotografia permette di raccogliere dei frammenti del reale, della realtà. Avremo poi Daniela Porto che rimarrà con noi e che appunto parlerà di quella che è la questione registica, quindi affronterà un altro grande lavoro all'interno del contesto cinematografico, che è appunto il lavoro della regia. E invece Maglio Castagna appunto si è reso disponibile anche per una masterclass dove riuscirà a parlare di quello che è il sonoro nel cinema, che è fondamentale, perché il cinema nasce muto, però ricordatevi sempre che in realtà veniva proiettato con una orchestra sotto, quindi in realtà il cinema non ha mai vissuto senza suono, quindi il suono è fondamentale nel cinema e ogni sonorità presente in un film è costantemente studiata nei minimi dettagli. E poi avremo appunto infine una masterclass con Lucio Besana, che invece tratterà di scrittura cinematografica e dell'importanza fondamentale di quella che è la narrazione e la costruzione di una narrazione. Questo è un attimo il quadro generale più importante e più vivo appunto del festival, però la nostra volontà è quella di riuscire a coinvolgere soprattutto il territorio e la città del San Donatese. Quindi avremo anche altri eventi correlati, sempre all'interno del programma di SDOP, che coinvolgeranno anche altre realtà del territorio, come ad esempio alla Libreria Moderna di San Donà di Piave si terrà la presentazione del libro di Cordova, appunto Gli uccelli non hanno vertigini, il 17 febbraio, con la moderazione di Francesca Fabri Fellini e anche con la presenza di un accompagnamento musicale della clarinettista Emma Regazzo, che insomma anch'essa giovanissima e anch'essa un talento proprio importante, che siamo contenti di presentare appunto alla cittadinanza stessa. Sempre il 19 febbraio, no, non sempre, altro giorno, 19 febbraio, coinvolgendo un'altra realtà che è quella del Forte 48, avremo un incontro secondo me aperto a tutta la cittadinanza, molto particolare, perché è una cena intitolata A tavola con Fellini, dove sempre in compagnia di Francesca Fabri Fellini, che racconterà alcuni dei dettagli inediti dello zio, appunto Federico Fellini. Ci sarà tutta una cena di accompagnamento che ripercorrerà quella che era una delle passioni di Federico Fellini, ovvero il cibo. L'ha sempre detto, l'ha sempre mostrato particolarmente anche nei suoi film. Il 20 febbraio invece, coinvolgendo un'altra realtà di San Donà di Piave, ovvero la Libreria Raggiungibile, vi sarà la presentazione di Cose mai successe di Giulia Blasi, moderata appunto sempre da Valentina Calderan, che terrà anche i talk di cui parlavo prima. E invece la sera del 20 febbraio avremo avremo l'onore di avere con noi il regista Giovanni Veronesi, che presenterà il film La valanga azzurra al Cinema Teatro Don Bosco, appunto con la presenza anche di Gross, che era uno dei campioni di cui il film appunto parla. Il 21 febbraio invece avremo la presentazione sempre alla Libreria Raggiungibile del libro Le madri lontane di Stefania Prandi. E infine il 22 febbraio, il pomeriggio, avremo alla Sala Ronchi del Consorzio della Bonifica la presentazione del libro Snot e Splash, da cui è tratto appunto uno dei film che abbiamo in programma di far vedere appunto ai ragazzi. E ovviamente il 22 sera ci sarà una piccola chiusura di festival per celebrare insomma tutti insieme questa grande avventura che sta per iniziare. Come potete vedere abbiamo ritengo che lato nostro sia stato veramente incredibile il supporto di Maglio, soprattutto perché abbiamo dei film importantissimi, ad esempio Vermiglio,
che è appunto un film che è stato lanciato alla Mostra del Cinema di Venezia, con cui noi abbiamo già avuto dei contatti, e magari alcuni dei ragazzi che sono qui faranno anche parte di quella che sarà la stessa mostra, che è una delle mostre più importanti ovviamente al mondo, nel panorama cinematografico, ma anche Famiglia e Il mio posto è qui. Quindi diciamo che abbiamo un programma molto fitto, però con dei registi, delle storie e delle narrazioni che sono a dir poco incredibili e che coinvolgeranno veramente tutti i ragazzi di tutte le età, ma anche le generazioni ovviamente successive. Quello che prima di passare all'ultimo argomento che a me a cuore, quello che vi posso dire ovviamente è che qualsiasi tipo di informazione da questo momento in poi la trovate comunque sui nostri social network e sul nostro sito per convedere il programma e delle eventuali iscrizioni appunto per quelli che sono gli eventi che sono aperti a tutti. Detto questo, io vorrei passare a quella che è sicuramente una parte più anch'essa istituzionale, perché innanzitutto vorrei dire che questo progetto, che è un progetto davvero ambizioso, davvero grande, che è nato da un disegno piccolo così e che ora è diventato realtà, è stato ovviamente supportato da diversi partner, da diverse realtà. Non solo appunto la Regione Veneto, la Fondazione Terra d'Acqua, ma anche la BCC Pordenonese Monsile, di cui appunto chiamerei la consigliera del Consiglio di amministrazione Francesca Marafatto. A dire giusto 2 parole. Buongiorno. Ok, buongiorno a tutti, per me è un piacere essere qui. Rappresento la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Monsile e sono rappresentante del Consiglio di amministrazione. Porto i saluti del direttore generale Gianfranco Pilosio e di Paolo Loris Rambaldini, che è il nostro presidente. Per prima cosa vorrei ringraziare le istituzioni che ci hanno invitato e hanno permesso di assistere a questa conferenza stampa in questo luogo meraviglioso, e gli organizzatori del festival e di Sandona Opportunity, che devo dire ho ascoltato con grande piacere l'iniziativa e la descrizione di quello che sarà il festival dei prossimi giorni, che sicuramente avrò occasione di passare e partecipare assolutamente. Diciamo che la Banca di Credito Cooperativo Pordenonese Monsile è molto attenta a sostenere le iniziative del territorio, e in particolare in questo progetto che coinvolge i giovani e le nuove generazioni, creare un clima di confronto, scambio, condivisione come quello che può essere Sandona Opportunity e il festival in particolare, arricchisce tutto il nostro territorio, ed è per noi un privilegio essere partner principale di questa iniziativa. Dico brevemente che la raccolta dei fondi è avvenuta anche attraverso lo strumento del crowdfunding, che è uno strumento nel quale la nostra banca crede fortemente e che permette di valorizzare iniziative e progetti ai quali gli individui possono riconoscere e dare il valore attraverso una donazione. Pertanto auguro un buon festival a tutti e in bocca al lupo anche per il futuro del progetto. Grazie mille. Fondamentale, che mi ero dimenticata, ma dalla regia mi dicono: Angelica, te lo sei dimenticata, perché giustamente non ho tutto in chiaro nella mia testa confusionaria. Abbiamo anche, non sono 3.000 ragazzi, ma sono 3.500, perché sono le scuole dell'infanzia che mi sono dimenticata e che avranno appunto, tratteranno una mattinata con dei cortometraggi sulle emozioni, alla presenza anche di un laboratorio di musica che è stato tenuto dal maestro Carlo Zulianello. Me ne sono totalmente dimenticata, perdonatemi, ma ho troppe informazioni in questo momento nella mia testa, e stavo pensando anche a un'altra cosa fondamentale, che ad esempio l'uso del crowdfunding non è solo un uso per i giovani che abbiamo usato per raccogliere appunto dei fondi.
Secondo me però è anche fondamentale perché i ragazzi imparano che c'è anche questo strumento appunto per un finanziamento fondamentale anche in quello che è il contesto cinematografico, perché ora come ora molto spesso si utilizza proprio questo strumento, quindi come ripetuto e ribadito è un festival, un'associazione che dà la possibilità davvero di mettere le mani in pasta a tutto. In tutto. Detto questo, mi avvio verso la fine, soprattutto ringraziando il sostegno di tutte le realtà locali che hanno ripetuto nel nostro progetto, che elenco qui come la Metal Galante SPA, la Coso Design SRL, Dolgel SNC e la Società Agricola Sandra SS, ovviamente il supporto della città di San Donà di Piave che dà appunto luogo al nostro festival e che supporta il nostro festival, quindi ringrazio veramente tutto l'organo comunale della città di San Donà di Piave, il Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale, anch'esso che dà il suo supporto soprattutto nella possibilità di usufruire delle loro sale, e ovviamente un ringraziamento va a tutti coloro che hanno supportato appunto il nostro crowdfunding attraverso la piattaforma Idea Ginger, ovvero tutti i nostri donatori che hanno creduto in questo progetto e che hanno voluto dare un piccolo supporto, a tutti quelli che sono i cultural partner, ovvero la libreria Raggiungibile, la libreria Moderna e Manzoni, il cinema Don Bosco e la biblioteca civica e infine l'Iggy Social Club di San Donà di Piave e ovviamente il nostro media partner che è Scriba. Con questo dovrei aver detto tutto, se non ho dimenticato altro. Adesso, no, dando un applauso. Grazie. Perché credo insomma, che Angelica abbia espresso con cuore e testa insomma, tutta la ricchezza e giustamente Mario Castelli diceva la bellezza contenuta all'interno di questo festival e i valori che esso porta in termini, e l'ha già detto, anche di in qualche modo di coinvolgimento dei giovani, di attività fatta dai giovani e di prospettive che in qualche modo si possono anche creare. E allora noi adesso abbiamo un piccolo dono da dare alla Presidente e quindi a tutta l'associazione e poi avremo concluso un piccolo simbolo della storia di questo palazzo da consegnare agli altri. Questo è per te Angelica, per voi. E io ci tengo solo a dire una cosa che ho detto ad altri ragazzi in un'altra occasione in cui parlavamo di legalità, che è quello, visto anche il lavoro che state facendo e che avete avuto l'opportunità di organizzare attraverso altri giovani e anche attraverso in qualche modo gli istituti scolastici che per fortuna guardano oltre, di continuare, avere il coraggio di continuare a sfidare la vita con quella che è la consapevolezza del rispetto verso se stessi e verso gli altri, ma la vita sfidatela perché vi può dare tantissimo e vi può far arrivare dove magari in alcuni momenti voi non credete di poter arrivare. Le paure sono normali, però se uno guarda alto e cerca di trovare dentro se stesso e anche con l'aiuto degli altri la forza per raggiungere i propri sogni, lo può fare e il SDOP Festival per me ne è un esempio. Grazie e buona giornata a tutti, non so se la Presidente voleva... Io vi rinnovo nuovamente, e lo ripeto, il mio grazie anche a chi vi sostiene, anche a tutti. Io volevo solo ricordare che proprio perché credo che la parola chiave sia cultura, ho presentato un progetto di legge che è stato votato all'unanimità qui in Consiglio regionale, ma è un progetto di legge statale affinché ci sia la defiscalizzazione delle spese per la cultura, cioè il concetto di cultura che cura, e così come avviene per le spese farmaceutiche e per le spese che afferiscono alla medicina, anche la cultura cura, e pertanto sarebbe un bel segnale che il Parlamento approvasse questa legge approdata appunto dal Consiglio regionale sulla defiscalizzazione delle spese per la cultura, che sono le visite ai musei, al cinema, il teatro e tutto quello che va nell'ambito della cultura. Ecco, tutto qua. Grazie a voi.